Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Grandissima partecipazione anche quest'anno a Montagnanese in Fiera, la rassegna del mondo agricolo ed artigianale di Montagnana e del suo territorio. Complice il caldo e le belle giornate, la fiera ha fatto il pieno e i visitatori hanno letteralmente invaso la città e i padiglioni fieristici. Come sempre, all'inaugurazione ufficiale erano presenti i principali esponenti del mondo produttivo e politico del Comune, della provincia e della Regione Veneto. La partecipazione in massa dei sindaci del territorio è un ulteriore segno di come sia ormai radicato questo appuntamento nell'area della Bassa Padovana e dell'importanza che ha assunto per l'economia della zona. È un momento assolutamente di aggregazione, di opportunità per scambi culturali, per scambi di opinioni, oltre che di promozione per quello che è il nostro territorio. È un momento di promozione considerato gli oltre già 50.000 visitatori che abbiamo avuto a Montagnana già nell'edizione passata. La nostra fiera è nata come fiera agricola e l'abbiamo un po' estesa anche con l'aiuto delle altre categorie. La nostra caratteristica è quella di avere gli animali nello spazio del vallo e dopo tutto il reparto delle macchine agricole e anche abbiamo dato la possibilità agli artigiani di presentare le loro attività. Importante e utile si è dimostrato il convegno di sabato 1° ottobre, centrato sul tema dei prodotti del giacimento montagnanese in relazione alla dieta mediterranea. Un convegno che ha posto l'accento sulla qualità dei prodotti tipici del territorio nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Al dibattito hanno partecipato associazioni di categoria, nutrizionisti e cuochi, che alla fine hanno offerto alcuni piatti tipici direttamente al pubblico. Oltre al convegno, importante è stato l'incontro organizzato dal Comando Comunale della Polizia Municipale che, in collaborazione con ANVU e IPA, si è mobilitata per sensibilizzare la popolazione sul tema sempre attuale della sicurezza stradale, sul funzionamento dell'alcol test e con dimostrazioni pratiche sul funzionamento del nuovo tachigrafo digitale, che per molti autotrasportatori è ancora uno spauracchio, ma che in realtà serve soprattutto alla sicurezza loro e della circolazione in generale. Oggi noi abbiamo presentato il programma Police Control, che è un programma che viene usato anche dalla polizia stradale, che serve per analizzare i dati dei tachigrafi digitali montati appunto su questi veicoli che abbiamo a fianco, no? Questo è molto importante, la sensibilizzazione. Perché? Perché le leggi continuano a cambiare con un'evoluzione abbastanza costante. Quindi stiamo spiegando al mondo dell'autotrasporto cosa sono i tempi di guida e i tempi di riposo. Qui stiamo facendo prevenzione. Adesso con questo dispositivo non c'è più un disco di carta dove viene a essere scritta una traccia, ma c'è tutto registrato digitalmente, quindi tutte le informazioni vanno a far parte di una memoria di massa dove c'è la registrazione di tutto il lavoro che fa un trasportatore. Domenica pomeriggio è stato poi assegnato al brigadiere dei Carabinieri di Este, Francesco Ianno, una menzione particolare per la sua sensibilità dimostrata nei giorni dell'alluvione 2010, quando, oltre a sostenere e aiutare i nostri concittadini nella grave crisi, trovò distinto pure la forza per salvare un cucciolo di cane, correndo anche qualche rischio personale. Come sempre, coinvolgente e affollata è stata sia la mostra degli animali nel vallo fra Porta Legnago e Porta Vicenza, sia il mercatino delle antiche arti e mestieri, con figli e genitori impegnati a giocare per scoprire i lavori di un tempo. Novità del 2011 sono state la dimostrazione degli esercizi di falconeria, con centinaia di persone raggruppate per ammirare i rapaci appollaiati sui loro trespoli e il volo di alcuni falchi sopra le loro teste. Tanto interesse e anche un po' di curiosità ha destato la dimostrazione del pato, la pallacanestro a cavallo, una disciplina sportiva importata dall'Uruguay. Il centro equestre Salice, appunto dall'Uruguay, ha importato questo gioco che è il pato, che è un gioco di origini antichissime, viene dalle steppe della Russia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e altri paesi dell'Asia, dove si giocava anticamente, dopodiché è stato importato nel Sud America e nel Sud America viene chiamato appunto il pato. In Italia è conosciuto in Europa come l'horseball, un gioco con una palla provvista di maniglie, sarebbe una specie di pallacanestro giocata a cavallo. Ma il cuore della manifestazione è stato come sempre il centro storico e l'area degli stand,
con decine di migliaia di persone impegnate a scoprire e degustare i prodotti tipici gastronomici e le tante novità del mondo produttivo e agricolo, ma anche a conoscere di persona i tanti artigiani che, grazie al loro lavoro e nonostante questi tempi di crisi, si impegnano quotidianamente con tutte le loro forze per innovare e mantenere alto il livello economico e sociale del montagnanese.